I vantaggi di questo progetto è che un ragazzo nella mia situazione si può muovere con facilità e accudire le caprette senza grossi problemi, come alimentazione, perché vanno alimentate meccanicamente anche a orari diversi, ti puoi muovere con facilità anche per la mungitura, si può creare il reddito ma si può fare anche impresa, non vuol dire che il disabile non può essere protagonista in prima persona creando questa opportunità. Molte volte il disabile viene tenuto in casa, no? Non vuol dire che uno cammina o perché comunque sia uno non ha la possibilità di muoversi con facilità non poter lavorare in mezzo agli animali, che sono secondo me, ripeto, la cura e la medicina migliore per poter stare sereni e reagire anche, perché no, a piccoli miglioramenti nella propria vita fisica e mentale. Io quindi invito anche a tanti altri colleghi di disavventura di poter portare avanti questi progetti qua, perché sono bellissimi, vivi la natura, vivi con molta serenità, ma creano anche delle cose importanti, che in questo caso è la produzione del latte ovicaprino, che manca, è ricercatissimo, è ben pagato. Ecco, è ben pagato. Luigi Bachis, come nasce la tua impresa? Con quante capre hai iniziato e dove vuoi arrivare? Allora, ho iniziato circa 4 anni fa, ho scoperto grazie a Obiettivo Impresa il progetto e mi sono subito innamorato. Poi da qualche mese abbiamo ristrutturato un'ex stalla dove c'era l'allevamento per i suini, che ora è diventata una stalla per l'allevamento delle capre. Speriamo, ora siamo partiti con un gruppo di 100 capi, che a breve arriveremo a 250. E siete in 3 soci nella vostra cooperativa. Bene. Ecco, l'altro nostro ospite è Giuseppe Campus, imprenditore di Obiettivo Impresa, che ha portato in Italia la buona pratica del latte tutto l'anno dalla Spagna, da Rossio, che incontreremo tra poco, e il nostro Luigi ha detto è una opportunità che dà reddito. Come le capre possono dare reddito? In che termini? Ma intanto questa buona pratica si contraddistingue per l'innovazione tecnologica, per una razza altamente produttiva unita a una gestione manageriale della stalla, che determinano un fatturato per capra intorno ai 500 euro, detratti i costi per la razione alimentare stimabili intorno ai 150 euro. 150 euro per quanto riguarda gli altri costi produttivi, compreso il salario dell'allevatore, ne deriva un profitto netto per capo stimabile intorno ai 150-200 euro, quindi rappresenta sicuramente una concreta opportunità occupazionale. Grazie Campus. Rossio Castro Rubio, ecco questa bella ragazza che è stata una ex modella, laureata in ingegneria informatica, qualche anno fa ha cominciato a creare un'impresa con le capre. Mi dici come hai iniziato? Abbiamo iniziato 3 giovani di León nel nord della Spagna, abbiamo cominciato con 400 animali, oggi ne abbiamo 1000. Siamo un ingegnere informatico e 2 economisti e grazie ai nostri studi siamo riusciti a portare avanti la gestione del nostro allevamento, perché oggi è tutto informatizzato e meccanizzato, tanto a livello dell'alimentazione, della produzione del latte e della cura individuale di ogni animale. Oggi avete 1000 capre. Ecco, sì. E secondo voi è la vostra una impresa, una buona pratica che si può diffondere anche in altri posti della Spagna che in questo momento attraversa una crisi molto forte? Sì, senz'altro. Noi quando abbiamo finito i nostri studi abbiamo visto chiaramente che era importante fare un'impresa, un allevamento, e soprattutto nel campo delle capre. Perché? Perché il prezzo del latte è aumentato molto in questi ultimi anni e continuerà ad aumentare. La richiesta di latte sia in Spagna che a livello internazionale è molto in ascesa e l'offerta invece è poca, quindi le capre che producono
è qualcosa di molto redditizio. Grazie Rossio. Per concludere, Campus, in Italia si consuma poco latte di capra, però se ne potrebbe produrre molto di più. In Italia, ecco, una dei postulati di questo progetto è proprio una domanda, un mercato in fortissima crescita dove riusciamo a produrre soltanto 1/3 di quello che consumiamo. Quindi sicuramente un progetto che dà risposte al settore agricolo dell'allevamento che necessita di un ricambio generazionale. Grazie ai nostri ospiti. Vorrei ricordare che l'impresa del nostro Luigi Bacchis, pastore in Sardegna, è sostenuta dalla Banca Prossima che si occupa del non profit.